Benvenuti all'ultimo incontro di Impronta. Questa sera ospitiamo qui con noi la dottoressa Cristina Chiesura, che è storica dell'arte ed educatrice al patrimonio culturale. Lavora in special modo con l'arte sacra nel contesto della diocesi di Vittorio Veneto ed in particolare all'interno della vallata presso l'abbazia di Santa Maria di Follina. L'incontro di questa sera si intitola A passeggio per la vallata medievale tra oratori e chiese in compagnia dei santi. Che cosa significa farsi un'idea di quali siano le chiese di origine medievale della vallata, se di nessuna abbiamo un preciso anno di fondazione? La risposta è complessa perché richiede di mettere insieme le testimonianze d'archivio e quelle fornite dalle opere d'arte, come di conoscere le caratteristiche del territorio e quelle dei santi patroni. Un percorso sicuramente non lineare e ricco di punti di domanda, ma che apre interessanti finestre sulla storia, sui bisogni e i desideri della nostra gente. Lascio la parola alla dottoressa Chiesura. Grazie. Va bene? O sbattocchia e fare rumore. Buonasera a tutti. Beh, intanto ringrazio a mia volta per essere stata invitata a parlare di questo tema che mi sta molto a cuore, perché appunto mi occupo normalmente di arte sacra e dei luoghi di culto, insomma, del nostro territorio. Questa sera di quali luoghi di culto ci occuperemo? In particolare appunto di chiese e oratori. Fischia un pochino. Di chiese e oratori della nostra vallata, della valle in cui ci troviamo e del periodo medievale. Allora, dico subito, è un argomento piuttosto complesso, perché per calarci in questa tematica bisogna che ci dotiamo di strumenti che vi ho elencato qui e che adesso vedremo insieme, molto differenti tra di loro, ma che vanno tenuti in considerazione praticamente tutti insieme e incrociati. Non basta semplicemente, non so, andare a vedere nelle fonti d'archivio quando si trovano le prime attestazioni di chiese e oratori, però bisogna incrociare tutta una serie di dati, a partire dalle informazioni che il territorio stesso ci dà. Infatti io vi ho messo come primo punto, mi spiace che non si veda tantissimo, ma insomma qui vi ho messo, immaginate c'è una veduta aerea della vallata, ve ne potete rendere conto in particolare perché ci sono i nomi dei paesi, ma c'è la carta della vallata. Dicevo, in merito agli strumenti, il primo punto che vi ho segnato è appunto informazioni sul territorio, perché il territorio senza un certo genere di informazioni non ne possiamo avere altre, poi ci caleremo mano a mano all'interno di ogni singolo punto, però se abbiamo un certo genere di chiese dedicate a un certo tipo di santi, disseminati in un certo modo sul territorio, è perché il territorio stesso ha una tipologia di conformazione e storia anche alle sue spalle, quindi questa è una cosa. Poi dobbiamo munirci di della lista delle chiese e degli oratori tuttora esistenti, perché non tratteremo quelle che sono sparite nel corso del tempo e che hanno una fondazione o perlomeno una attestazione medievale, una prima attestazione medievale. Dobbiamo andare a vedere che cosa ci dicono le testimonianze materiali del Medioevo, quindi quelle dirette. Con testimonianze materiali che cosa intendo? Intendo pitture, sculture, l'architettura stessa del periodo medievale, ma anche quelle, io vi ho segnato, anche quelle indirette, cioè architettura, pittura e scultura di altre epoche successive, che però ci danno lo stesso delle informazioni in merito alle origini medievali di quelle particolari chiese ed oratori. Sembra una cosa astrusa, ma ripeto, vedremo punto per punto e ci caleremo all'interno e lo capiremo meglio. Poi ovviamente fondamentali, senza quelle non si va da nessuna parte, ci sono le prime attestazioni dagli archivi e poi un qualcosa di fondamentale, ma non ci si pensa mai abbastanza, secondo me, la conoscenza approfondita dei santi titolari di queste chiese ed oratori. Che cosa intendo con questo?
ripeto, poi lo vedremo meglio perché ci caleremo all'interno dei singoli punti, ma giusto per farvi un esempio, non è semplicemente dire bene questa chiesa è stata dedicata a Sant'Antonio Abate, è chiaro che c'è perché nel territorio era pieno di gente che aveva a casa le bestie, no? Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, delle fattorie e quindi, oltre che di chi aveva il fuoco di Sant'Antonio, e quindi è chiaro che è presente per questi motivi, ma ci sono altre informazioni che ci vengono date dai santi e che hanno a che fare, si potrebbe dire, con una gerarchia delle titolazioni delle chiese. Cioè le chiese più antiche venivano normalmente, in linea di massima, intitolate a un certo tipo di santi. Quelle più recenti o quelle minori, anche dal punto di vista della dimensione, veniva intitolata ad altro tipo di santi. Quindi anche questa è un'informazione importante. Tutte queste cose sono tanti punti, ma li dobbiamo mettere insieme, fare anche così, avere un po' di pazienza nei confronti di queste informazioni, metterle insieme e da questo abbiamo un risultato, davvero uno specchio di quali sono le chiese di oratori di origine medievale del nostro territorio, cioè della vallata. Sul territorio, allora noi non abbiamo chiaramente il tempo per fare una scansione cronologica delle vicende della vallata. Quello che mi limiterò a fare è di ricordarvi e ricordarci delle caratteristiche storiche e morfologiche della vallata, senza le quali, anche in questo caso, non possiamo capire appunto le nostre chiese. In particolar modo si deve partire dal fatto che la vallata, noi la chiamiamo così, l'abbiamo chiamata così, la chiamiamo colloquialmente la vallata, come se fosse l'unica vallata sulla faccia della terra, ma per noi è la vallata, ha avuto però in passato, e uno dei due anche adesso, due nomi che la rispecchiano. Il nome più antico è quello di Valmareno. Abbiamo ancora un comune e una frazione che riportano questo nominativo, no? Valmareno di Follina e Cison di Valmarino. Valmareno letteralmente poteva essere tradotto come valle acquitrinosa, valle paludosa, e questo chiaramente ci dà una fotografia, più che un'informazione, proprio una fotografia di come doveva essere la vallata un tempo, e questa è un'informazione molto importante, perché ovviamente se una valle è acquitrinosa, quindi non un posto esattamente proficuo per chi avesse l'artrite, insomma, non bello paesaggisticamente, possiamo immaginarci, dovevano esserci delle motivazioni importanti per far sviluppare degli insediamenti, delle comunità nel corso del tempo. Chiaro che una volta non si prendeva come motivazione per andare in un posto quanto bello era il panorama, ovvio, però dovevano esserci delle motivazioni importanti per sviluppare delle comunità all'interno di un territorio paludoso, mettiamola così semplificando. Queste motivazioni in particolar modo erano i passi, i piccoli valichi di montagna che noi abbiamo alle nostre spalle e che sono il San Boldo e il Parderadego. La presenza del San Boldo e del Parderadego che cosa generava? Erano praticamente delle porte, come tutti i valichi di montagna, più o meno grandi, e queste porte che rilevanza avevano? Una rilevanza, come vi ho scritto qui, militare, commerciale, perché passavano flussi commerciali, e religiosa. Allora, dobbiamo tener conto di queste tre parole chiave, senza le quali, di nuovo, non possiamo comprendere le nostre chiesette, perché le nostre chiese e le titolazioni, lo vedremo nel corso di quest'oretta insieme, risentono di questa funzione, diciamo, della valle nella quale ci troviamo. Grazie a questa importanza, in particolare militare e religiosa, vengono anche a formarsi quelli che sono i due poli principali, anche dal punto di vista architettonico, ma anche poi per lo sviluppo delle comunità limitrofe in vallata, che sono il castello, l'attuale castello Brandolini Colomban, e l'abbazia di Follina. Grazie all'abbazia di Follina viene anche bonificata la valle, che cambia di nome. Quindi torniamo al fatto che questa valle avesse avuto in passato due nomi. Sana Vallis a un certo punto viene chiamata così perché viene bonificata, quindi non c'è più motivo di chiamarla Valle Paludosa, ovviamente. È un'altra fotografia del territorio. L'italianizzazione di questo Sana Vallis, cioè Valsana, lo troviamo ancora oggi nei cartelli, perché usciamo dalla valle e troviamo a rivederci da Valsana, però c'è questa storia
alle sue spalle, e chiaramente anche dalla bonifica della valle ne derivano tutta una serie di conseguenze. Ecco, queste sono secondo me le informazioni proprio base che dobbiamo tenere a mente per andare avanti in questa nostra rete insieme. All'interno di questo territorio, che intravedete sulla destra dall'alto, che cosa ho mappato io? Ho mappato 59 beni immobili, cioè 59 chiese ed oratori. Non sono pochi, si sta parlando di 5 comuni che fanno ciascuno dai 2.000 ai 4.000 abitanti, più o meno. Quindi insomma, poi vabbè, l'estensione della vallata la conosciamo, quindi sappiamo che non è un territorio enorme. In questo territorio ci sono attualmente, perché poi nel corso del tempo se ne sono persi altri per strada, ancora presenti 59 tra chiese e oratori. In queste 59 tra chiese e oratori abbiamo 40 oratori, e anche questo ci dà un'informazione, perché se su 59 ci sono 40 tipologie proprio di luoghi di culto, cioè anche come architettura più piccole e capillari sul territorio, anche questo ci dà un certo tipo di informazione. Abbiamo ben 3 santuari. Noi ne tratteremo solo uno perché gli altri 2 sono successivi, cioè quello di Revine e quello del Carmine a Miane, e quindi noi avremo a che fare solamente con l'abbazia di Follina, una cappella gentilizia, cioè la cappella del castello, e i restanti sono parrocchiali e arcipretali. Ecco, per fortuna vedete i pallini, no? Forse vedete poco la mappa che c'è sotto, però vedete i pallini. Io mi sono messa d'impegno a disseminarvi questa veduta aerea della valle di questi pallini. Ogni colore è un periodo storico diverso e poi vedremo quali, e questo vi dà un'immagine proprio di quanto capillari siano queste 59, no, di meno, 36, perché non tutte chiaramente sono di origine medievale, chiese e oratori che adesso andremo a vedere insieme. Andando a vedere le prime attestazioni degli archivi, che cosa rileviamo? Allora, io vi ho fatto qui proprio un elenco puntato. Nel XII secolo, si parte da lì in avanti, prima dagli archivi non si trova niente. Nel XII secolo abbiamo 6 tra chiese ed oratori. Nel XIII ne abbiamo 19. Capite subito che sono i pallini gialli, però ripeto, poi vedremo pezzo per pezzo nel dettaglio. 7 nel XIV secolo e 4 nel XV. I restanti 23, per questo dicevo 36 prima, i restanti 23 sono successivi a questo periodo, non li tratteremo stasera e non vi ho messo neanche i pallini, altrimenti vi diventava un colore unico e non si vedeva neanche che cosa c'era sotto. Quindi in questo momento avete i 36 pallini proprio del periodo medievale. Apro qui una parentesi, torno un attimo indietro perché senza questa parentesi non riusciamo di nuovo a calarci all'interno di questi blocchi di chiese ed oratori divisi per periodo. Torno un attimo indietro quando vi dicevo che bisogna capire i santi, conoscere i santi per avere delle informazioni in più sulle chiese, perché vi dicevo che le dedicazioni hanno una gerarchia precisa. Allora, più si va indietro nel tempo, cosa si intende con più si va indietro nel tempo? Se si va alle comunità cristiane primitive, ma anche semplicemente alle prime comunità cristiane, anche successive, dei vari territori, le prime chiese sono dedicate a Maria. Possono anche essere dedicate, non so, alla natività, alla visitazione, l'assunzione, però comunque hanno a che fare con Maria. Dopo Maria, sia dal punto di vista cronologico, sia dal punto di vista dell'importanza delle chiese, quindi magari anche comunità cristiane minori rispetto alle prime che sono le chiese matrici, ma anche le pievi all'interno dei vari territori, appaiono gli apostoli, gli evangelisti e Giovanni Battista. In particolare tra questi 3, i primissimi ad apparire quasi insieme con Maria o subito dopo sono San Giovanni Battista e in particolare la coppia formata da Pietro e Paolo, e poi il resto degli apostoli e degli evangelisti. Perché questa gerarchia rispetto ad altri santi? Perché ovviamente questi sono coloro che hanno avuto a che fare direttamente col Cristo, quindi testimoni diretti e in quanto tali molto più importanti rispetto ad altro tipo di santi. Il terzo blocco che io vi ho messo e che è ancora più avanti, appaiono ancora più avanti dal punto di vista cronologico e dell'importanza proprio delle chiese, appaiono martiri, ovviamente i martiri dei primi 3 secoli in questo caso,
confessori della fede, padri della Chiesa e dottori della Chiesa e fondatori di ordini monastici e religiosi. Quindi teniamo conto anche di questa informazione e con questa andiamo a vedere questi 4 blocchi, questi 4 secoli, così come ve li ho divisi in questo elenco. Ci siamo? Vi ho fatto abbastanza confusione fino adesso? Allora, nel XII secolo abbiamo, vi dicevo, 6 tra chiese e oratori. Qui sono i pallini rossi che vedete sulla destra. E che informazioni ci danno? Abbiamo di queste 6, 3, quindi la metà, 3 titolazioni alla Vergine. Quindi ci torna insomma come importanza della dedicazione alla Vergine nelle chiese più antiche, di cui abbiamo un santuario, cioè Follina, che non è stato subito dedicato alla Madonna del Rosario, ma comunque a Maria, perché i cistercensi erano molto legati alla figura della Madonna, e un arcipretale, che è quella di Miane. Poi abbiamo 2 dedicate a Pietro e Paolo, quindi anche qui ci siamo, insieme a Maria i primi che appaiono sono Pietro e Paolo e Giovanni Battista, Fatalità, quindi tutto torna con quello che vi ho appena detto prima, se vi ricordate, perché la parrocchiale, l'arcipretale di Cison di Vermarino è sì dedicata a Santa Maria Assunta adesso, ma in origine era dedicata a San Giovanni Battista. Ok? Infatti ve l'ho evidenziato sulla destra in modo che ne teniamo conto. E poi cosa avanza? Avanza San Tiziano, che non rientra nelle prime 2 categorie, diciamo, più importanti di santi, però teniamo conto che San Tiziano non è un santo a caso per noi, perché è il santo patrono della diocesi di Ceneda e quindi non è un santo casuale, quindi ha comunque la sua importanza. Qui sono stata, allora qui blocco per blocco io vi farò un esempio, perché non abbiamo il tempo di farne di più. Per quanto riguarda, prenderò una chiesa, un oratorio e vi farò degli esempi di opere d'arte. Io sono stata molto combattuta qui di cosa mettervi all'interno, perché la cosa, diciamo così, più sensata da fare sarebbe stato presentarvi qualcosa sull'abbazia di Follina. Però è anche vero che domenica, e siete tutti invitati, avremo una visita all'abbazia di Follina, per cui non volevo oggi dilungarmi troppo sul tema, però è anche impossibile non trattarla perché è il luogo di culto all'interno della vallata che presenta ancora un'architettura e delle opere d'arte e scultore, sia pittoriche che scultoree, proprio del periodo medievale, per cui non trattarla sarebbe stato un buco di informazioni enormi. Quindi ho pensato di fare una via di mezzo e di presentarvi veramente in breve, giusto così per darvi delle pillole, delle immagini che magari o non si vedono abbastanza bene all'interno dell'abbazia di Follina, quindi magari non è proprio così usuale vederle normalmente. Che cosa vi ho messo? Magari quella sulla sinistra tanti di voi l'avranno già vista, è una foto in bianco e nero perché è di 100 anni fa, 100 anni e qualcosa, dello scavo che è stato fatto all'interno della basilica e che ha portato alla luce la presenza sotto il pavimento della basilica di fondazioni precedenti. Questo che informazioni ci dà? Ci chiarisce il fatto che le prime attestazioni che ci vengono dagli archivi non coincidono sempre, anzi non coincidono quasi mai purtroppo, con proprio l'anno di fondazione delle chiese. E infatti qui le prime attestazioni sull'abbazia di Follina sono del XII secolo, ma grazie a questo che si spera prima o poi diventi uno scavo archeologico vero e proprio, auguriamocelo tutti, ma grazie a questo scavo di 100 anni fa sappiamo che la fondazione dell'abbazia di Follina è di molto precedente, perché questi muri che voi intravedete sulla sinistra sono di una, o secondo le testimonianze e le poche foto in bianco e nero che abbiamo di quel momento, addirittura di 2 chiese precedenti. Allora, una volta, io lo dico sempre, una volta non è che costruivano una chiesa per buttarla giù dopo 100 anni e farne un'altra. Quindi se sappiamo che l'abbazia di Follina parte con l'arrivo dei cistercensi dalla metà del XII secolo e abbiamo una chiesa precedente, si va a logica a prima del 1000 e se ce n'era addirittura un'altra ancora in precedenza, pensate quanto indietro si va nel tempo, quindi questo ci parla, solamente questa fotografia ci parla di una fondazione ben più antica della prima attestazione del XII secolo, ok?
Le foto che vi ho messo a sinistra, mi spiace perché volevo darvi così una chicca, ma insomma si vedono, perché si vedono, però se volete poi ve le faccio vedere sul computer, se volete avvicinarvi. Vi ho messo un ingrandimento degli affreschi del 300, quindi del XIV secolo, che si trovano sopra l'arco del presbiterio e che sono molto in alto, ma sono di epoca medievale, e quindi sono importanti per noi, ma ad occhio nudo si vedono davvero male, anche perché sono un po' più nitide durante l'orario di pranzo, ma poi per il resto o troppo presto o troppo tardi cala l'ombra e non si vede più niente. Però avete nella parte più alta una bellissima teoria di angeli, ripeto, poi vi invito a venire a vederli sul computer perché hanno dei colori splendidi e non ci si rende conto ad occhio nudo, mentre invece nella fascia più bassa, perché sono due fasce una sopra l'altra, avete dei personaggi del Nuovo Testamento, tra cui questa a destra la Madonna, il Cristo, San Giovanni Battista e gli Apostoli a seguire. Volevo così mettervela come chicca per così rifarvi gli occhi, partire facendovi così sbrilluccicare gli occhi. Non si vedono benissimo, però ripeto, poi venite a vederle qui, vi invito. Andiamo avanti velocemente anche perché insomma il tempo corre. Nel XIII secolo abbiamo un boom di prime attestazioni e infatti abbiamo 19 tra chiese ed oratori. Infatti vedete che la cartina è costellata di pallini gialli. E qui che cosa abbiamo? Abbiamo una sola dedicazione a Maria, che è l'Arcipretale di Tarso, e fatalità, vorrei dire, questa prima attestazione è del 1202. Questo che cosa ci dice? Che essendo un'attestazione d'archivio e non la carta di fondazione, il documento di fondazione della Chiesa, questa poteva essere anche una Chiesa del secolo precedente, comunque ne abbiamo una e qui c'è un aumento, e questo va a coincidere con quella gerarchia di santi che vedevamo prima. Abbiamo un aumento di presenza di apostoli, ne abbiamo 5, di queste 5, 4 sono delle parrocchiali, quindi comunque delle chiese importanti, e poi vi ho così fatto 2 affondi. Abbiamo chiaramente appaiono i santi martiri, quindi la terza categoria, abbiamo Gervasio e Protasio, Vito, Lorenzo, Felice e Giustina, e di queste 5, 4 sono oratori, quindi effettivamente sono chiese minori, luoghi di culto minori. Vi ho fatto questa piccola specifica in cima, di cui non vi ho accennato prima parlando dei santi che appaiono in questa gerarchia, Madonna, Apostoli e Martiri, sui santi militari. Qui abbiamo la presenza di 3 dedicazioni a San Martino, di cui una parrocchiale e una cappella, e la cappella gentilizia, la cappella del castello, una dedicazione a San Giorgio, che è sempre una parrocchiale, e 2 oratori a Michele Arcangelo, che può essere definito comunque un santo militare nel suo genere. Non sono pochi, sono 3 più 3, 6 su 19. Questo con che cosa si unisce? Si unisce con l'informazione che abbiamo dedotto prima del territorio, un territorio che ha una grandissima valenza strategica per via dei valichi di montagna. Non è un caso se ci sono tutte queste titolazioni a santi militari, che non sono solamente all'interno della nostra vallata, ma ce ne sono parecchi in tutta la diocesi di Vittorio Veneto, ma sempre per via di quest'area di confine. Quindi vedete che le caratteristiche, ci appare forse più chiaro come le caratteristiche del territorio abbiano a che fare con le titolazioni delle chiese che vengono scelte. E qui vi porto altri 2 esempi, a partire proprio dai santi militari. Fratta di Tarso, quanti di voi sono mai riusciti ad entrare nella chiesa di San Martino a Fratta di Tarso? 1, 2, e tempo fa, dice la signora. Beh, io vi invito, a volte la aprono, soprattutto quando fanno le passeggiate, per esempio lungo i murales di Fratta, a volte la aprono. Però se chiedete la Proloco, non so se posso azzardarmi di dirlo, magari ve la aprono facendo dei gruppettini. È una chiesa strepitosa, per un oratorio strepitoso, perché all'interno ha questo
ciclo di affreschi con questi, al centro c'è la figura del Cristo e attorno agli apostoli, all'interno di questi archetti che rappresentano le 12 porte della città celeste. Sono degli affreschi di fine 400, quindi della fine del XV secolo, forse di un seguace di Giovanni di Francia. A parte le 4 figure centrali, gli altri purtroppo sono completamente decapitati, perché a un certo punto hanno pensato bene di innestare questo cornicione nel Settecento che ha completamente decapitato questi poveri santi, ma fortunatamente per il resto, guardate, rimangono, lo capite anche con tutta questa luce che ci sbatte un po' la presentazione a video, ma ha ancora dei colori veramente molto forti e sono veramente molto belli. Siamo nella fine del 1400, dal punto di vista storico rientriamo ancora nel nostro periodo. C'è da dire che io sono stata un pelo indecisa se metterveli o no, ma molto poco indecisa, però ci ho pensato perché dal punto di vista della storia dell'arte il Medioevo finisce a inizio 400, tra storia e storia dell'arte c'è questo bisticcio sul 400 che uno fa finire a inizio secolo e uno lo fa finire alla fine. Quindi sulla carta questi dipinti sarebbero già pienamente in periodo rinascimentale. Però che cosa mi sono detta? Che siamo in un ambiente provinciale e in effetti, e lo possiamo vedere, questi dal punto di vista stilistico hanno ancora un piede, se non tutti e due i piedi, all'interno del periodo precedente. E le scansioni storiche e storico-artistiche non sono dei compartimenti stagni, di questo dobbiamo sempre tenere in considerazione, perché altrimenti insomma rischiamo di andare fuori insomma dalla strada che stiamo percorrendo con informazioni sbagliate. Queste sono nel 400, però sono ancora pienamente nel periodo precedente. E oltre a questa serie di apostoli, sulla destra ci sono 2 santi, uno è San Lorenzo e l'altro è questa che vi ho messo qui come immagine più grande, questo santo vestito con abiti borghese, che effettivamente è San Martino. Qui non lo vedete bene, però nella sua mano destra, che è stretta a pugno, ha una catenella. Non si vede che cosa tiene con una catenella a destra, perché nel corso del tempo hanno pensato bene di aprirci una finestra, quindi il pezzo di affresco che c'è di fianco è completamente evaporato, però noi possiamo pensare bene che lui stesse tenendo con le redini il suo cavallo, no? E subito dopo che cosa vi ho messo? Sempre per quanto riguarda Fratta di Tarso, un qualcosa che col Medioevo non avrebbe direttamente a che fare, qui si vede molto poco, però insomma fidatevi di me, di quello che vi racconto io. All'interno della stessa chiesetta c'è questo dossale ligneo molto bello, secentesco, con all'interno nella pala e nel pagliotto, quindi nella parte bassa della mensa d'altare, di nuovo la raffigurazione di San Martino. Queste sono le testimonianze materiali, storico-artistiche, indirette, di cui vi parlavo all'inizio. Cioè abbiamo delle opere d'arte all'interno delle chiese e degli oratori che, nonostante siano di epoca successiva, continuano a darci delle informazioni sul periodo precedente, perché ovviamente questa è sempre dedicata a San Martino, anche se siamo qualche secolo dopo. Vi faccio un esempio per farvi capire meglio che cosa intendo dire con quello che ho appena espresso. Potremmo dire che le opere d'arte all'interno delle chiese, considerato che erano fondamentali per comunicare qualcosa alla gente e per essere anche supporto della preghiera delle persone, era un po' come se fossero il toni da lavoro, la tuta da lavoro della chiesa stessa. Il vestito da lavoro della chiesa, un po' come i nostri vestiti da lavoro quando andiamo sull'orto o in fabbrica o quello che è, si usurano col tempo e devono essere cambiati, ma restano vestiti per fare quel determinato tipo di lavoro. Ho reso un po' meglio l'idea. Quindi cosa significa questo traslato sulle chiese? Che le varie opere d'arte che servivano a comunicare cose specifiche all'interno delle chiese e ad essere supporto per la preghiera, nel corso del tempo o si andavano ad usurare o non comunicavano più perché erano di periodi troppo antichi e quindi non facevano più il loro lavoro nelle epoche insomma più recenti, e quindi o magari non so, veniva una pestilenza, dovevano essere coperti e quindi bisognava farne altri. Quindi è sempre
lo stesso obiettivo di comunicare quel tipo di informazione ma con abiti più recenti, ok? E in questo caso si parla sempre di San Martino. Per continuare a farvi questo, io intanto controllo anche l'orario perché non vorrei sforare. Per continuare questo esempio vi ho messo, giusto per così parlare di quello che abbiamo in casa, San Giorgio a Lago. E che cosa vi ho messo? Vi ho messo 2 opere d'arte, anche se in realtà su San Giorgio ce n'è più di 2. Una vi do un compito per casa, se volete andate a piedi, la trovate fuori dalla chiesa, sopra il portale c'è la lunetta scultorea fatta nel 1911 dallo scultore Paolo Possamai. Questa la potete guardare anche a Chiesa Usa. All'interno che cosa abbiamo? Abbiamo un'opera molto bella, come sono tutte le opere di Francesco da Milano, del 1515, quindi ancora della fase giovanile di Francesco da Milano, che rappresenta ovviamente San Giorgio, che è questo personaggio con questa armatura qui sulla sinistra, insieme con altri santi importanti, per esempio, importanti per il territorio. Per esempio vi dico solamente questo a destra, che è San Biagio, riconoscibile perché ha lo strumento per cardare con il quale è stato martirizzato in mano. Vi indico lui perché lo ritroveremo tra poco. Vi ho messo questo esempio, non scendo nei dettagli perché, ripeto, non abbiamo il tempo e perché è comunque dei santi e della Chiesa in generale che dobbiamo parlare. Perché nella chiesa di San Giorgio a Lago abbiamo l'ulteriore evoluzione di quello che vi ho appena raccontato, cioè di una comunità che col passare del tempo continua a rinnovare la propria veste da lavoro, comunicando però sempre la stessa cosa, cioè in questo caso i santi che sono importanti per X motivi per quella comunità, perché nella chiesa di San Giorgio a Lago abbiamo anche un'opera strettamente contemporanea. Abbiamo sul soffitto e nel presbiterio delle opere, 4 opere straordinarie di Anna Maria Trevisan, anche qui vi invito ad andare a vederle, del 2017. Sono stata contenta di prendervele come esempio perché di queste io sono sicura al 100% che si tratta di un progetto pastorale voluto, come vi ho scritto, voluto e pensato dalla comunità, non qualcosa imposto magari come può capitare da altre parti, imposto dall'alto o magari deciso solamente, che ne so, dal parroco, non me ne vogliano i parroci. Questo è proprio un qualcosa voluto dalla comunità. La comunità ha deciso che cosa rappresentare in questi scomparti e anche in quelli del presbiterio, e farli rappresentare e farli realizzare da Anna Maria Trevisani in questo caso. Qui vi ho messo come ingrandimento proprio San Giorgio e il drago, tra l'altro sono davvero molto belli, hanno delle linee, sembra proprio che si stiano muovendo per come sono stati rappresentati, questo San Giorgio col suo cavallo e il drago sotto, e poi vengono rappresentati altri santi importanti per la comunità. Per esempio qui vi ho messo l'intera fascia che c'è sul soffitto, all'altra estremità rispetto a San Giorgio, non si vede bene però ve lo dico io, c'è sempre San Biagio, come l'abbiamo visto nella pala di Francesco da Milano, mentre invece poi sul presbiterio avete la figura del Cristo dietro l'altare, e poi ai 2 lati avete dei teleri molto grandi che rappresentano altri santi decisi dalla comunità. Vado avanti, entriamo nel XIV secolo, avete sempre i pallini che vi dicono così come sono capillarizzati sul territorio, e qui che informazioni abbiamo? Abbiamo 4 apostoli e 2 martiri, e qui abbiamo una preeminenza di oratori. Quindi vediamo che più avanti si va nel tempo, più ci spostiamo nelle seconde 2 categorie di santi e in chiese più piccole. Non è una casualità questa, vedete come le informazioni che abbiamo così raggruppato all'inizio effettivamente le possiamo testare con mano andando a guardare questi calderoni dove vi ho messo dentro questo elenco puntato di chiese ed oratori. Che cosa avanza tra questi 4 apostoli e 2 martiri che non rientra in queste categorie? C'è San Gottardo. San Gottardo che però ha la sua motivazione lo stesso, un po' come San Tiziano nel primo secolo,
pur non rientrando in queste categorie, perché San Gottardo è patrono dei commercianti e quindi di nuovo si torna a quella conformazione e quindi caratteristica proprio intrinseca della nostra valle di essere molto importante dal punto di vista militare, dal punto di vista religioso per gli afflussi dei pellegrinaggi eccetera eccetera, e per gli afflussi commerciali. Tra l'altro non c'è solo San Gottardo, perché anche San Martino e Michele Arcangelo, che sono santi militari, sono però a loro volta lo stesso patroni dei commercianti. Quindi guardate come tutti i puntini che abbiamo disseminato fino adesso si uniscono tra di loro. Qui che esempio vi ho messo? Un'altra chiesetta straordinaria che vi invito ad andare a vedere, che è Sant'Andrea, per gli amici San Rocco, perché la comunità locale la ricorda come San Rocco, quindi ha due nomi questa chiesa, che si trova a Resera, a Tarso, nel territorio di Tarso. Anche qui, se non siete andati, ripeto, andate, perché è veramente straordinaria. Vi ho messo due degli affreschi sempre del 400, quindi vale lo stesso discorso che per gli affreschi di Fratta, perché guardate questa Madonna che c'è a destra, se non vi ricorda, le Madonne in trono con bambino delle icone del 300, spiaccicata. Quindi ripeto, siamo nel 400, ma siamo ancora con entrambi i piedi nel secolo precedente, per quanto siano di fattura straordinaria. E abbiamo altri 3 affreschi oltre a questi, che però sono di un'altra mano e di un altro periodo, di un altro anno, perché è stato trovato proprio nel 1474 ai piedi di un altro pezzettino di affresco, però questi sono di un'altra mano, però sono sempre del 400. Qui viene rappresentato San Rocco che viene ripreso anche all'esterno, sulla parete esterna della chiesetta è stata messa quest'opera in ceramica di Luigi Rincicotti del 1989, quindi di nuovo come la comunità porta avanti questa immagine e questa comunicazione sui propri santi, e San Rocco insomma, ricorre frequentemente nelle nostre chiese, perché insieme con San Sebastiano di solito fanno coppia insieme, per via di queste piaghe, di queste ferite che avevano sul proprio corpo, diventano improvvisamente protettori nei periodi di pestilenza. San Rocco e San Sebastiano non hanno avuto la peste, però così le devozioni fanno giri strani e improvvisamente santi che non hanno magari avuto quel particolare tipo di malattia o che non hanno avuto a che fare con quel determinato tema, iniziano a venire pregati per motivi X, invece per altri motivi, appunto San Rocco per via della peste in particolare. Quindi si capisce anche cos'è magari successo in quel determinato periodo storico, no? All'interno sempre della stessa chiesa vi ho messo anche la pala d'altare, dove invece viene rappresentato Sant'Andrea, che sarebbe il santo principale, a dire il vero, ma ve l'ho messo in particolare per un dettaglio che c'è all'interno di quest'opera d'arte, che ci dà un'altra informazione praticamente fotografica. In basso a sinistra, ve l'ho messo qui come ingrandimento, avete né più né meno che una fotografia, perché di questo si può parlare, della stessa chiesa di Sant'Andrea, com'era prima di un determinato tipo di modifiche. Perché, per esempio, il campaniletto a vela che avete sulla facciata non esiste più nella chiesa come è adesso, perché è stato eliminato. E quindi abbiamo le opere d'arte che ci danno anche delle informazioni architettoniche, se vogliamo, su queste chiese d'oratori. Ci avviamo verso la fine, ci siamo. All'interno del XV secolo, quindi l'ultimo secolo che andremo a vedere, abbiamo 4 tutti oratori, dove abbiamo un apostolo, un martire, appare un confessore della fede, cioè San Clemente, sempre ha a che fare con la terza categoria, Madonna, apostoli e martiri, eccetera, eccetera, e un fondatore, in questo caso il fondatore, quello che viene considerato il fondatore del monachesimo, che è Sant'Antonio Abate. Qui che cosa vi ho messo? Mi sono un po' divertita, anche per farvi una sorpresa. Vi ho messo 2 architetture invece che delle opere d'arte in questo caso. Vi ho messo San Clemente, alla quale io sono molto affezionata perché è sopra casa dei miei genitori, sopra casa mia,
una chiesetta dove io sono entrata di continuo quando ero piccola, perché nel mese di maggio si andava per il rosario, e quindi insomma è una chiesa che è stata molto vissuta dalla nostra comunità. E questa, insieme con Santo Mio, che però invece faceva parte di un periodo del secolo precedente, sono due chiese del territorio di Follina che sono chiese delle erogazioni, cioè chiese dove si arrivava come tappe quando si andava a fare le benedizioni anche dei campi, delle coltivazioni. Sono negli archivi considerate come chiese gemelle, anche se per Santo Mio c'è un'attestazione degli archivi leggermente precedente rispetto a San Clemente, però guardate, sono quasi delle fotocopie, hanno le stesse caratteristiche, dimensioni simili, queste finestre a lunetta di fianco, queste due finestrelle piccole, quadrate, vedete, una su San Clemente, due su Santo Mio, insomma le tabelle, da qui non si vede, ma le tabelle del soffitto con un motivo a triangoli bianchi e color mattone sono le stesse da ambo le parti. All'interno ci sono delle acque santiere in pietra molto simili, anzi c'erano, perché purtroppo Santo Mio è stata vittimissima di furti negli ultimi anni, già tanto che non si siano portati via il tetto proprio, perché è stata addirittura veramente sradicata l'acqua santiera di queste dimensioni in pietra dal muro, creando un buco nel muro, una cavità nel muro. E questo tra l'altro ci sono delle vicende molto recenti ma interessanti su queste chiese, in particolare su Santo Mio, che ha rischiato di essere addirittura distrutta un secolo fa, perché nel 1819, quando viene creata la comunità parrocchiale di Follina, la parrocchia di Follina, si va a prendere un pezzettino della parrocchia di Miane e un pezzettino della parrocchia di Valmareno e si crea la parrocchia di Follina, ve lo dico proprio semplificando. Questa cosa ai mianesi non è andata giù, e quindi i mianesi che cosa hanno fatto? Hanno iniziato a fare battaglia tramite lettere alla diocesi e a quella che era, diciamo, la soprintendenza allora, perché volevano riprendersi Santo Mio, dicendo che Santo Mio era importantissimo per loro, in modo da tornare ad allargare i confini fino alla chiesetta di Santo Mio perlomeno. In realtà, secondo la documentazione storica, Santo Mio, come anche San Clemente un po' meno, però insomma così, sono state vittime di degrado nel corso praticamente di tutta la loro vita, quindi in realtà erano le tappe per le erogazioni, una volta all'anno ci si faceva messa, ma per il resto sono diventati anche magazzino, sono diventate stalle per gli animali, insomma sono successe cose inimmaginabili all'interno di queste, come spesso accadeva per gli oratori piccoli del nostro territorio. E nonostante questo però queste nostre chiesette continuano fortunatamente a darci delle sorprese e a fornirci veramente delle opere d'arte straordinarie, perché per quanto riguarda Santo Mio, considerato che appunto è stata vittima così tanto di furti ultimamente, ma soprattutto che dal punto di vista architettonico si sta letteralmente aprendo come un ovetto di Pasqua, perché ha veramente una crepa gigantesca e sta facendo letteralmente questo lavoro, si sta proprio aprendo, è stata proprio legata con una chiave tutta attorno per tenerla insieme in vista di quelli che a breve saranno dei restauri, andando a togliere all'interno il dossale ligneo, che era l'unica cosa che rimaneva dopo tutte queste spoliazioni. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato un affresco che a naso potrebbe essere del 500. Io ve lo dico col sorriso perché a me emoziona moltissimo questa cosa. Siete sicuramente le prime persone alle quali lo faccio vedere, e quindi volevo concludere facendovi questo, per me, regalo, spero che lo sia anche per voi, e spero che presto si possa vedere al massimo della sua forma, perché ovviamente così è in condizioni pessime. Guardate la crepa di cui vi parlavo prima, lì letteralmente la chiesa si sta spaccando in due, tant'è che vi ho messo un ingrandimento del santo di sinistra che è San Pietro, dove la parte rosata di sinistra è il suo collo, che si è totalmente staccato e sta andando per conto suo. Però guardate che bei tratti, che bella faccia ha questo San Pietro. E nascosto, allora questo è il dossale, quello sopra è il dossale ligneo di San Clemente, questo sotto è il dossale ligneo che rimaneva
come unico elemento non rubato all'interno di Santo Mio. Togliendo questo dossale è apparso dietro quello, però a destra c'è sicuramente un altro pezzo di affresco che noi non vediamo. Perché cosa è successo? Si è appoggiato sopra l'affresco il dossale e attorno si è data la pittura bianca. Però guardando la Madonna e San Pietro si capisce che da questa parte doveva esserci necessariamente, anche perché un accenno si vede di archetto, il contrattare di San Pietro da questa parte, e molto probabilmente chi sarà? Sarà San Tommaso, perché Santo Mio è la contrazione di San Tommaso, quindi lì sotto c'è, e chissà di vederla presto, l'immagine di San Tommaso. E ripeto, queste nostre chiesette che magari poi noi a volte ci passiamo avanti, non pensiamo che ci sia dentro chissà cosa, anche chi viene da fuori giustamente, cosa viene a vedere qui da noi, l'Abbazia di Follina, San Pietro di Feletto, eccetera, eccetera, insomma questi poli più importanti, mentre invece dentro nelle nostre chiese abbiamo cose straordinarie, abbiamo cose anche medievali e non sappiamo di averle, e quindi io concludo dandovi questo mandato, invitandovi ad andare volentieri sul nostro territorio a scoprire queste opere d'arte e a rifarvi nuovamente gli occhi. Grazie. Aggiungo solo un'ultimissima cosa perché è importante. Se vi interessa questo argomento, al di là di andare a vedere queste cose di persona, proprio in situ nelle chiese, per approfondire ci sono due testi che sono fondamentali. Uno è il libro Diocesi di Vittorio Veneto, non è più in commercio, è ancora dietro c'è ancora scritto 38.000 lire, quindi insomma non lo trovate facilmente nelle librerie, però magari nei mercatini, se lo trovate, vi interessa il tema. C'è un capitolo di Mies molto importante su questo tema, sul tema dei santi, di questa scansione gerarchica di cui vi parlavo, mentre invece avete sul bancone dietro, e quello lo potete prendere, il libro di Giovanni Tomasi, La diocesi di Ceneda, Chiesa e uomini dalle origini al 1586, in particolare volume 1 parla di tutte queste prime attestazioni delle nostre chiese. Quindi niente, volevo rendere omaggio a queste pubblicazioni importanti perché sono importanti per capire questi argomenti, e se vi interessa approfondire, queste secondo me sono le due pubblicazioni di cui dovete tener conto. Grazie. Grazie Cristina per questa bellissima presentazione. Naturalmente ci vedremo domenica per la visita all'Abbazia di Follina e speriamo che ci sia anche la possibilità magari in futuro di fare una visita guidata a tutte queste chiese che tu hai ampiamente delucidato, perché varrebbe la pena di valorizzare questo patrimonio. Lo facciamo con gli incontri, lo faremo anche con le visite guidate. Approfitto per aggiungere un altro dei libri che abbiamo consigliato come lettura di approfondimento questa sera, che è L'Atlante dei Castelli tra Piave e Livenza del dottor Michele Zanchetta, e vi chiedo dal pubblico se avete domande, curiosità, se volete qualche approfondimento sulla base della presentazione che è stata fatta da Cristina. Chiedo scusa, i santi doppi, perché sono doppi? Allora, dipende dalla coppia di santi, nel senso Pietro e Paolo vengono sempre rappresentati insieme perché sono, diciamo, gli apostoli, nonostante Paolo non sia veramente dentro nel gruppo dei 12, ma viene considerato comunque come facente parte del gruppo degli apostoli, sono gli apostoli all'interno del gruppo degli apostoli, quindi quello a cui vengono considerate le chiavi del paradiso e quello che viene definito l'apostolo delle genti. Quindi per esempio Pietro e Paolo vanno sempre insieme, insomma spessissimo insieme per quello. Poi prima io ho fatto l'esempio di San Rocco. San Rocco è strano qui non trovarlo insieme a San Sebastiano, sono quasi sempre insieme, nonostante abbiano due storie che completamente diverse tra di loro, non si sono toccate, però vanno insieme dal punto di vista della devozione. Quindi questi due santi che hanno avuto
due tipologie di ferite completamente diverse, ma che per motivi X, essendo delle ferite che ricordano le piaghe della peste, diventano i santi che vengono pregati appunto per via di questioni legate alla peste. Quindi dipende dalla coppia di santi. Adesso io vi ho fatto questi due esempi, ma si potrebbe andare avanti, insomma, si potrebbero fare anche altri. Dipende o dalla tradizione cristiana che porta avanti, appunto come nel caso di Pietro e Paolo, certe coppie, oppure dalle esigenze stesse, chiamiamole così, dai bisogni, dai desideri dei fedeli stessi, che appunto anche qui accomunare due santi è meglio che uno, si potrebbe dire, quando si pregava, insomma, e si pregava con fervore quando doveva passare la peste, ecco, quindi magari se ne mettono insieme due. La banalizzo, però insomma dipende dalla coppia dei santi. Qualche altra domanda, approfondimento? Grazie, sì, buonasera. È interessante secondo me il fatto come in una zona come la Vallata si sia conservato un altissimo numero di memorie, di rogazioni, pellegrinaggi e così via. Un numero che rispetto al numero di abitanti, la superficie, è di gran numero superiore rispetto a quelle di altre zone ben più popolate e anche più ampie. Sì, io per ricerca mia ho recentemente fatto questo genere di indagini ed è impressionante questa stratificazione, questa continuità che è arrivata fino ai nostri tempi nella memoria collettiva, e anche da imputare a un rallentamento che c'è stato comunque dell'avanzata, diciamo, del nuovo mondo che avanzava in Vallata, cioè questo come congelarsi rispetto a quello che erano le città che si formavano con l'età moderna. In questo senso, io per esempio vengo da Conegliano praticamente è scomparsa questo tipo di memoria di vado alla chiesa perché ho questo problema, vado dalla Madonna perché ho quest'altro. Qui invece è vivissimo, perché da Combai fino a Revine ce ne sono tantissimi. Anche qui secondo me ci sono più risposte. Allora, una risposta può essere quella che dà la stessa abbazia di Follina, dove i pellegrinaggi continuano. Abbiamo anzi no, ce l'avremo, li incroceremo domenica, faremo la visita guidata e nel frattempo ci sarà il pellegrinaggio dall'Alpago che continua dopo secoli. Io mi emoziono sempre nel dirlo, ma io sono frutto di uno di questi pellegrinaggi, perché uno dei miei antenati è sceso dall'Alpago. Io sono chiesura di cognome, i miei antenati venivano da Chiesa d'Alpago, sono scesi in pellegrinaggio, si è fermato, uno in particolare si è fermato e noi siamo continuati qui dalle nostre parti, però questo pellegrinaggio continua. Io non posso dire che sia una cosa, forse per qualcuno è diventata una cosa folcloristica, però per altri sono sicura che sono ancora una trasferta che continua ad avere un significato davvero importante. E poi da un certo punto di vista sì, qualcosa si è un po' fermato. Io questa cosa, occupandomi anche per esempio del Castello Brandolini, è un'altra tematica, però il discorso è lo stesso. È una zona, diciamo così, provinciale, è una zona limitrofa anche all'interno di un contesto provinciale, mettiamola così, per cui ci sono certi usi e costumi che si sono mantenuti molto di più rispetto che da altre parti. Io ho citato la questione del castello perché anche dopo la caduta di Venezia si mantengono, grazie o a causa si potrebbe dire, della presenza dei conti Brandolini, degli usi e costumi feudali, chiamiamoli proprio con questo termine, che non avevano più motivo di esistere, ma che essendo, a mio avviso, in una zona appunto così separata, provinciale nel provinciale, oserei dire, ha mantenuto certe consuetudini, per cui secondo me anche qui ci sono più livelli di risposta che hanno a che fare sia col territorio, sia con un territorio proprio limitato dove alcune cose si conservano di più,
e sia però con certi proprio poli che hanno mantenuto un certo tipo di tradizione religiosa, come nel caso eclatante dell'abbazia di Follina. Non so se ho risposto, ma direi così a primo acchito. Grazie. Qualche altra domanda o curiosità? Sì. C'è un censimento di tutte le chiesette che si stanno deteriorando, tipo San Gaetano di Farò, quelle cose, sì? C'è? No. Arrivo. Allora, non mi risulta che ci sia una pubblicazione dove tutte queste chiesette sono censite, e chi ha la situazione sotto mano è l'Ufficio Arte Sacra della Diocesi di Vittorio Veneto, che ha ovviamente questo elenco, però purtroppo non è facile neanche per l'Ufficio Arte Sacra, perché, per dire, noi abbiamo l'esempio di San Clemente, che ho fatto vedere prima, dove di recente qualcosa si è mosso proprio a livello della comunità civile per la ristrutturazione di San Clemente. Non si capisce neanche di chi è il proprietario, perché il proprietario non è in teoria la parrocchia, ma è un privato, e si sta perdendo anche la memoria di chi bisogna andare a contattare per far partire questi restauri, o per interessarsi di questi restauri, o perché venga fatta una donazione o al comune o alla parrocchia perché questi possano interessarsi dei restauri, come si sta cercando di provvedere per Santo Mio. Per cui chi ha più il polso della situazione e chi ha un elenco nei propri computer, mettiamola così, è l'Ufficio Arte Sacra, però non è facile neanche per l'Ufficio Arte Sacra. Però a me non risulta che ci sia una pubblicazione o qualcosa dove tutte queste chiese siano elencate. Certo, sarebbe utile perché venissero valorizzate, anche se poi bisogna stare attenti, perché per fare un esempio, a seguito di una pubblicazione che riguardava Gai, mi sembra, la chiesa di Gai è stata vittima di furti, per cui diciamo come comunità bisogna stare attenti anche a questi fattori. Qualche altra curiosità? Io ne avrei una, non so se ho perso il passaggio quando l'hai detto prima, perché proprio questa chiesetta piccola di Santo Mio è stata depredata così tanto rispetto ad altre che magari conserverebbero all'interno più opere di valore? Perché è in mezzo al bosco e nessuno ti vede se porti via un'acqua santina da chilo, anzi da tonnellata, che sarei dire. Sì, adesso è al limitare del bosco, perché proprio per motivi anche di consolidamento un po' di radura si è fatta attorno, il comune l'ha fatta attorno, mentre invece prima era proprio completamente immersa dalla vegetazione, e non solo immersa dalla vegetazione, ma proprio aggrappata alla montagna dietro le spalle di Follina, per cui devi fare anche questa certa salita per arrivare. Quindi anche la mia speranza è, se poi si arriverà sicuramente a consolidare questa chiesetta, perché sono stati assegnati dei fondi del PNRR, e poi si spera anche a restaurare questo dipinto all'interno e capire qualcosa di più. Non sarà facilissimo, neanche facilissimo, insomma bisognerà andare apposta per fruirlo questo dipinto, perché è proprio fuori dal centro di Follina e bisogna fare anche una certa scarpinata per arrivare in cima, e questo, unito al fatto che era in mezzo agli alberi, chi è che ti vede se porti via roba? Quindi banalmente questa è la motivazione. Ok, grazie. Qualche altra domanda? Ok, allora vi invito stasera per la consueta cena, che avrà come tema la preistoria, tanto gettonata ho sentito, e mentre ci vedremo domenica mattina per la visita a Tovena, dove ci accompagnerà il dottor Giovanni Tomasi, mentre al pomeriggio ci troveremo con Cristina all'Abbazia di Follina. Buona serata a tutti e vi ringrazio per la presenza anche stasera.